m'ha colto così di sorpresa che ancora non ci credo, però me la sto godendo tutta e soprattutto sto cercando di capire se quello che sto facendo è abbastanza per i miei cittadini, anche perché questa è già una vittoria e la dedico tutta a loro, che ogni giorno mi permettono di fare di più. 37 sindaci di tutto il pianeta per ora, 8 sole donne, una italiana, Antonella, Anto per gli amici, Argenti, da poco meno di un anno primo cittadino di Villa del Conte. C'è anche lei tra i candidati al concorso biennale migliore primo cittadino del pianeta organizzato dalla City Mayor Foundation di Londra. Tre gli italiani in gara con il sindaco Argenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Bergamo Giorgio Gori. La domanda che prima di tutti lei stessa si è fatta è perché. La mia supposizione è una delega che ho dato proprio il giorno 21 febbraio, neanche farlo apposta, il giorno famoso che ricorderemo nei secoli tutti, e in cui ho assegnato al mio assessore sociale una delega particolare, l'assessorato alla solitudine. Nato per sostenere gli anziani e le persone in difficoltà, l'assessorato alla solitudine è stato prezioso in questi duri mesi di emergenza sanitaria, anche perché Villa del Conte ha fatto i conti con un cluster e quindi subito con la paura della malattia. Tante le iniziative nel cuore, soprattutto i più fragili, gli anziani e i bambini. La sua candidatura si può sostenere sul sito worldmayor.com.